La metà di Un sole giallo è un romanzo storico romanzato e l'ho scelto perché oltre ad avermi ispirato, mi ha insegnato anche qualcosa di concreto. L'ho conosciuto su internet e il tema principale è la guerra. Una guerra realmente accaduta in Nigeria 50 anni fa, che è durata dal 1967 al 1970. È stata una guerra civile che ha portato allo scontro tra le etnie maggiori in Nigeria, ossia gli Hausa e gli Yoruba contro gli Igbo. Questa guerra è chiamata la guerra del Biafra. Il libro mi ci sono connessa molto perché parla della storia della mia etnia, gli Igbo, e nel libro sono riuscita a percepire molto le emozioni e i sentimenti che hanno provato i personaggi, dunque la speranza, la libertà, la gioia, ma anche la tristezza, la rabbia e anche la voglia di vivere, no? Che rappresenta al meglio il libro, posso dire che è colore giallo, che, oltre ad essere colore della copertina, come si vede, è anche uno dei colori principali della bandiera del Biafra. Il futuro glorioso